Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Provercelli si affrontano alla Riga Monticeppi e la 38esima giornata di campionato nel girone A di Serie C, l'ultima che decreterà tutti i verdetti di questa stagione, compreso quello che riguarda la squadra bluceleste di Luciano Foschi in corsa per il secondo posto con Prosesto Pordenone. Grande la posta in palio però anche per la squadra di Massimo Gardano, che cerca sul campo la salvezza matematica e non dunque i play-out. L'ultima giornata che ha tanto da dire in realtà su altri campi, per i play-off, per la retrocessione diretta e per i play-out. Grande afflusso di pubblico, la punizione di giudici non ci arriva Ilari. Fuori, sotto la Nord, gremita, bella la coreografia dei tifosi lecchesi, 2500 spettatori. Girelli prova il mancino, la deviazione, Murato. Pochi saranno i tentativi di conclusione nello specchio della porta in tutta la partita. 42esimo, Giudici da destra, il calcio di punizione ribattuto, poi arriva un tentativo di conclusione, attenzione a Bunino, Bunino si gira, Bunino, e reclama un fallo di mano, Arrighini l'avrebbe toccata secondo Bunino e noi siamo in grado di farvi vedere nella nostra immagine, mentre c'è il replay, il fallo di mano netto che non viene segnalato, visto dall'arbitro. C'è un fuorigioco che però francamente, lo rivediamo anche in questa immagine, netto il fallo di mano, viene poi fischiato un fuorigioco che non esiste. Lecco penalizzato, 48esimo. Provercelli dentro il pallone, attenzione perché ci prova con la conclusione della grande parata di Melgrati. Calvano, primo tiro in porta veramente pericoloso, poi 71esimo, la punizione, arriva tentativo Melgrati, gioco però fermo sul tiro di Perrotta. C'è il fallo ai danni di Giudici, succede veramente poco nella ripresa. Tordini entrato come Magni dalla panchina, Girelli a sinistra, l'azione di Girelli che prova il rasoterra, nessun problema. Poi qui attenzione a Girelli che alza i tacchetti, colpisce sulla coscia l'avversario, non ci sono dubbi, è rosso diretto per Girelli che al 77esimo lascia il Lecco in 10. Rivediamo, perde il contrasto e poi c'è il fallo netto di Girelli, non ha dubbi qui Mucera di Palermo, il direttore di gara. Lecco in 10 nel finale, 85esimo, ci prova però la formazione di Foschi, anche se non con costrutto. Battistini, buona la chance ma la conclusione è centrale, sì potente ma centrale, e dunque non ha problemi Valentini. E poi finisce qui, dopo 6 minuti e 48 di recupero, la Provercelli festeggia perché c'è la salvezza diretta per la formazione di Gardano. Il Lecco invece chiude terzo, andrà ai playoff, da protagonista sì, ma col terzo posto invece del secondo, Foschi parla ai suoi, cambia decisamente tutto.